Buongiorno a tutti, oggi siamo in via Sottomonte, sopra Roiano, e andremo a presentarvi una villa indipendente unica, firmata da un architetto famoso, l'architetto Celli, un progetto che si ispira al mondo della nautica. Siamo perfettamente esposti a sud, protetti dalla Bora, veramente a pochi passi da un quartiere con tutti i servizi come quello di Roiano. Una casa di campagna con la vista mare a 2 passi dal centro. Andiamo avanti. Tante terrazze, tanti spazi esterni, primo livello, zona giorno. Questo è un progetto che vede la casetta originale e un corpo nuovo che è diventato ormai il corpo principale. Siamo nella cucina, enorme, con una luce strepitosa, un ambiente che diventa tutt'uno con la zona giorno, ma separata, quindi per rumori, odori, dalla zona del salotto. Con queste finestre enormi entra una luce strepitosa e questa incredibile terrazza che sembra quasi di uscire sul ponte di una nave per andare a goderci la nostra vista totale. Potremmo anche interpretare Titanic da qua, forse. Veramente stupendo. Il corpo principale della villa è servito da ascensore. Ora siamo a livello 1 dove abbiamo zona giorno, cucina e bagno di servizio. Sotto abbiamo un grandissimo ingresso verandato. Sopra abbiamo 2 grandi camere da letto e 2 bagni. E poi attraverso quella porta vetro accediamo alla casetta. Siamo al 3° piano. Vista totale, diga vecchia, diga nuova, un po' di Portovecchio. Da qui siamo direttamente connessi con la casetta. Qui abbiamo una meravigliosa zona barbecue con il nostro accesso addirittura a una parte di bosco privato dove è possibile godersi la natura cruda, vera, e questa è la casetta. Questi soffitti alti, le travi a vista, e attraverso questa scala a chiocciola torniamo internamente nel corpo principale. Immobile unico nel suo genere davvero, vista spettacolare, 2 garage, posti macchina quanti ne volete, camere da letto quante ne volete, progetto architettonico firmato, abbiamo fatto il tour 3D degli interni per poter fare delle visite da remoto. Seguiteci, chiedeteci informazioni, Feste Villas, siamo qua per voi.